Quarta corsa del pomeriggio, confronto a reclamare per i cavalli di 4 anni. Sono in 9 dietro le ali della macchina dopo il ritiro di Ettore del Sauro, che non corre con il numero 5, scende di un numero quindi Elite. 8 start in movimento, all'1 è Lalla Jet, Manuel Pistone, 2 Neatav, Alessandro Muretti, 3 Equatore, Antonio Greppi, 4 Etel del Ronco, Daniele De Muru, 6 Elite, Luca Lovera. In seconda fila 7 Elon Musk Jet, Cosimo Cangelosi, 8 Epic Man, Marco Stefani, 9 Elton Francis, Giuseppe Lombardo Junior, 10 Estense Nib, Enrico Montagna. Favorito molto giocato il 7 di Elon Musk Jet con Cosimo Cangelosi. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. E sono partiti con la velocità da parte di Elalla Jet, che prova a mantenere il comando. All'esterno veloce Etel del Ronco, si sistema in corda Eneatav con Equatore che cerca di farsi posto davanti a quest'ultimo. Elalla Jet che ha preso la testa con decisione. All'esterno Elite, in corda Equatore che è sceso secondo avanti ad Eneatav, seconda pariglia per Etel del Ronco. Terza pariglia esterna per Elon Musk Jet che si svincola dalla corda e va a fare la terza pariglia. In corda rimane Epic Man a precedere Elton Francis. 400 in 38 con Elite che è scatenata nelle mani di Luca Lovera, sopravanza e Lalla Jet che però la controlla. Le due che vanno apparigliate lungo la piegata di sinistra a completare i primi 600 metri in 46,8. E Lalla Jet con accanto Elite, terza ruota per Elon Musk Jet che dà il parziale sotto alle tribune, aggira Elite e si porta a lato di Lalla Jet 800 metri iniziali in 1,1,5. E Lalla Jet al comando, al suo esterno Elon Musk Jet, in corda Equatore, poi Elite, quindi ancora Eneatav. Quando siamo al completamento del primo chilometro, che la leader passa in 1,16,6 e la Lagetta al comando, Elon Musk al suo esterno. In corda rimane sempre Equatore che precede Neatav, poi gli altri che per il momento stentano. Attacca con decisione Elon Musk Jet sulla retta opposta alle tribune, frazione in 14,7, replica e Lalla Jet accelerando e Lalla Jet che prova a darsi la gambe. Elon Musk con coraggio al suo esterno, Equatore a tiro dei primi, poi Neatav a metà della piegata conclusiva e Lalla Jet in vantaggio. Elon Musk sul passo, Equatore che si prepara ad andare in open stretch, in vantaggio e Lalla Jet insiste al largo Elon Musk. Di dentro ci prova Equatore, Lalla che ancora una di margine, Equatore di dentro, Elon Musk ha finito lo spunto e Lalla Jet in vantaggio, ci prova Equatore sul palo, è strettissima tra Lalla Jet ed Equatore. Al terzo posto Elon Musk Jet. Lo spunto in open stretch di Equatore che ringrazia il lavoro di Elon Musk Jet e appariglia completamente Lalla Jet che si era difesa egregiamente. E andiamola a rivedere perché Lalla Jet se la sarebbe meritata. Elon Musk ha finito lo spunto, Equatore che di dentro rimonta e Lalla, la quale si difende, rimonta però centimetro su centimetro Equatore che nei pressi del palo potrebbe aver pizzicato e Lalla Jet. Al terzo posto Elon Musk, quindi Equatore Antonio Greppi per Michela Racca, i colori di Claudio Bagni. Il numero 3 probabilmente al primo posto, al secondo e Lalla Jet, al terzo Elon Musk Jet.